E il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Cantò. Rimaniamo sempre in tema di Covid perché voi avete deciso di dare dei locali in gestione ai medici per poter vaccinare i vostri cittadini, è così? Sì, direttore, verso fine marzo alcuni medici del comune di Fiume Veneto hanno chiesto appunto la disponibilità di spazi per le operazioni di vaccinazione, per varie ragioni, insomma, prettamente logistiche. Abbiamo subito individuato l'ex Casanziani come uno spazio adeguato. L'ex Casanziani che insomma, è rimasta per molti anni, soprattutto nelle parti superiori, in stato insomma, quasi di abbandono, e una delle prime cose che abbiamo fatto nel 2018, che stiamo continuando a fare, è quella di dare appunto a questi spazi nuova vita. È una scelta che abbiamo ultimato dopo il sopralluogo di giovedì scorso, e quindi a breve, e questo ovviamente noi metteremo a disposizione quanto prima, ma saranno ovviamente i medici di medicina generale in relazione alle disponibilità dei vaccini a dirci quando partiranno. È una decisione sulla quale ho visto insomma, nei giorni scorsi converge anche la minoranza, quindi insomma, questo fa sicuramente piacere. Qualche indicazione, direttore, che i medici mi chiedono di diffondere. Anzitutto gli strumenti per le prenotazioni sono sempre gli stessi, quindi farmacie, CUP, centro di prenotazione regionale, e da oggi o tra poco anche la web app che è stata proprio presentata oggi. È importante e necessario comunicare immediatamente la volontà di essere vaccinati dal proprio medico di medicina generale. Tutti i medici di medicina generale del comune di Fiume Veneto effettuano le vaccinazioni, aderito, certo. Quindi i cittadini chiedono appunto di essere vaccinati dal proprio medico di base. I medici chiedono semplicemente puntualità, un abbigliamento adeguato e anche, qualora possibile, ovviamente la documentazione compilata, questo ovviamente per cercare di mantenere la puntualità. E questo è un aspetto, e siamo contenti insomma, di poter sostenere i medici di base in queste loro operazioni di vaccinazioni. Siamo anche pronti, nell'ipotesi in cui l'azienda sanitaria ci chieda strutture più grandi e quindi destinate ad hub vaccinali, a lato rispetto a quelle di San Vito, quelle di Sacile, quelle ovviamente di Pordenone che vediamo all'opera, siamo ovviamente disponibili anche in questo senso.